Covid e ritorno a scuola. Il governatore Zaia si smarca dal collega Fedriga e dalla proposta delle regioni al governo. La DAD per non vaccinati è discriminatoria, pronta una controproposta veneta da portare a Roma. La variante Omicron intanto corre in Veneto, è stata trovata nell'80% delle acque reflue, ma nonostante i contagi gli ospedali reggono. Secondo Zaia la regione resterà gialla per altre 2 settimane. Accordo raggiunto tra il commissario Figliuolo e le associazioni: a breve nelle farmacie mascherine FFP2 a prezzo calmierato di 75 centesimi l'una. Stamane a Vicenza i funerali di Alessandro Mores, il 48enne morto di Covid dopo aver rifiutato di essere intubato. Nelle parole del parroco nessun accenno alla vicenda, ma il ricordo della sua generosità. Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP il 49enne vicentino accusato di tentato omicidio per aver brutalmente picchiato un conoscente la notte di Capodanno, la vittima ancora in coma. Nascondevano in casa un vero e proprio arsenale nella campagna di Anguillara Veneta. In manette sono finiti un 60enne e la figlia, indagano i carabinieri. Senza Walter, un Natale e un Capodanno amari, ma credo ancora nella grazia. Le parole della moglie di Walter Onichini, il macellaio in carcere per aver sparato al ladro. Anche il presidente della FIFA Infantino d'accordo con l'idea di intitolare lo Stadio Olimpico di Roma a Paolo Rossi. Tutti gli italiani, dice, devono sostenere il progetto. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. I temi del Covid in apertura di questa edizione regionale dei nostri telegiornali. Se ne è parlato nella prima conferenza stampa dell'anno del governatore Zaia oggi a Marghera, con una buona notizia innanzitutto, una buona prospettiva, perché il Veneto potrebbe rimanere in giallo ancora per 2 settimane, contrariamente alle aspettative di qualche giorno fa. Questo nei giorni in cui comunque si registra una corsa della variante Omicron che sta diventando dominante e che ormai è ben presente anche nelle acque reflue, pensate un po'. Ma a dominare sono però i temi della scuola. Discriminatoria, dice Zaia, la DAD per i non vaccinati. Ma partiamo proprio da qui. Io vi dico, il mio pensiero non è un fatto politico, penso veramente che mandare in DAD i bimbi non vaccinati in un regime nel quale, regime vaccinale, piano vaccinale, non vi è l'obbligatorietà, sia discriminatorio, punto. Si smarca dalla proposta fatta al governo il 31 dicembre scorso dal coordinatore delle regioni Massimiliano Fedriga, Luca Zaia, quella di mettere in DAD solo gli studenti non vaccinati nel caso di 2 positività in classe. Nessuna dietrologia politica, avverte il governatore, solo la necessità di non creare nuove tensioni e disparità all'inizio di un anno già carico di interrogativi. Questa è la linea, tra l'altro, della Società Italiana di Pediatria. Spesso sono bimbi di genitori vaccinati. Quindi si rischierebbe anche di fare un mix di conflitti sociali che poi diventano trasversali, diciamo, in maniera anche atipica, se volete, no? Quindi io eviterei di aprire un altro fronte. Per evitare comunque il caos a quarantene, con il rientro in classe il 10 gennaio, la Regione del Veneto nei prossimi giorni presenterà all'esecutivo una sua proposta, una via che si augura il Presidente possa essere adottata a livello nazionale e sulla quale ancora non si sbilancia. Solo qualche indizio. Non possiamo anticiparla oggi, nel senso che di modifica di regole, la proposta di modifica di regole rispetto alle quarantene, alla durata delle quarantene e di chi dovrà fare quarantena rispetto alla situazione vaccinale. Più in generale resta un contagio diffuso su cui incide sempre di più Omicron e la sua ormai conclamata maggiore diffusività. Quelli del pranzo di Natale già ci siamo ritrovati il 28 e il 29 direttamente ai punti tampone con sintomi, quindi è molto veloce. E di questo c'è evidenza anche nelle acque reflue, come evidenziato da uno studio condotto proprio dalla Regione Veneto. Prima in Italia, dal 5 dicembre nelle fogne è stata trovata la variante Omicron, una presenza in crescita esponenziale, tanto che ad oggi è all'80% nei campioni di virus riscontrati e sequenziati. Un contagio che cresce quindi, meno proporzionalmente i ricoveri, che continuano a interessare soprattutto pazienti non vaccinati, in particolare in terapia intensiva. Pressione ospedaliera dunque ancora sotto controllo e che sembra allontanare, ma non troppo, l'arancione. Ragionevolmente almeno 2 settimane le faremo in assoluto, si spera, giallo.
Queste le parole di Zaia, ma lo avete capito, il nodo è quello delle scuole. Questa è la posizione dell'ufficio scolastico regionale. E sappiamo che la scuola incide sul 26%, circa anche un po' di più forse, dei contagi giornalieri, quindi se nella nostra regione abbiamo 10.000 casi al giorno è facile dire che 2.500 almeno sono imputabili alla fascia dell'età scolare. E sono in forte aumento. E sono anche in forte aumento proprio esponenziale di giorno in giorno. La quarta ondata preoccupa il mondo della scuola e la variante Omicron mette a rischio la tenuta del sistema delle quarantene messo in atto dal Ministero della Salute e da quello dell'Istruzione. La Omicron ha un po' scompaginato tutte le previsioni e anche tutte le cautele che nelle scuole si erano adottate. La riunione del Consiglio dei Ministri, il prossimo 5 di gennaio, dovrà in qualche modo tenere presente dei contagi in crescita in vista dell'apertura delle scuole in Veneto il 10 di gennaio, tenendo però conto che la proposta di estensione in tutte le scuole della DAD per gli studenti non vaccinati, a partire dal secondo contagio in classe, ha sollevato un mare di polemiche. Il governo dovrà considerare che per molti genitori la proposta è giudicata discriminatoria, anche vista la bassa percentuale di vaccinazione fra i minori. Le perplessità sul da farsi non mancano. Sicuramente sul piano didattico tenere la classe parte in presenza, parte da remoto è molto difficile, molto problematico per le scuole. Prevedere una formula mista mette in grandissima difficoltà sia tecnica ma anche proprio didattica le scuole e gli insegnanti, e questa è la prima perplessità, ma io ne aggiungo anche un'altra. Teniamo presente che a livello di ragazzi, bambini della primaria, noi in Veneto abbiamo un tasso di vaccinazione di prima dose che ha raggiunto l'11%, in altre regioni siamo anche sotto il 10%. Quindi mi chiedo a cosa potrebbe servire questa misura. L'altro aspetto riguarda i ragazzi delle superiori, visto che poi sono le famiglie a decidere se vaccinare i propri figli ancora minorenni. Quindi la scuola, che dovrebbe essere un luogo di inclusione e di, dovrebbe indurre a ridurre le differenze e le distinzioni anche di background familiare, diventerebbe un amplificatore che peraltro si ripercuote proprio sul diritto allo studio. La struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo e le associazioni di categoria hanno raggiunto l'accordo per la vendita in farmacia di mascherine FFP2 al prezzo calmierato di 75 centesimi di euro l'una. L'accordo sarà siglato a breve e le adesioni saranno sottoscritte attraverso il sistema della tessera sanitaria. La cronaca, momenti di vera e propria follia al punto tamponi drive-in di Mestre, dove si apprende in queste ore un anziano il 31 dicembre scorso avrebbe investito volontariamente con la propria auto una guardia giurata. A riferire l'episodio è la stessa ULSS 3 Serenissima. Negli ultimi giorni i nostri punti tampone sono stati molto impegnati, spiega il direttore generale Edgardo Contato, e hanno accolto migliaia di persone, molte delle quali in accesso libero. Si creano così code e attese. Niente però può giustificare il gesto compiuto. La guardia giurata è stata portata al pronto soccorso ricevendo una prognosi di 10 giorni, mentre l'anziano è stato interrogato dalle forze dell'ordine e poi denunciato. E che la situazione nei Covid point sia critica in tutto il Veneto ce lo dimostra quanto successo questa mattina a Padova. Il limite massimo era stato raggiunto, i cancelli entro le 13 si dovevano chiudere, ma chi magari ha aspettato in ansia non ci sta e chiama la polizia. Nessuna tensione particolare, solo quella di un momento difficile, con da un lato sanitari addetti alla sicurezza allo stremo, dall'altro cittadini che la pazienza l'hanno esaurita. Alle Euganeo è necessaria la prescrizione del medico, non c'è prenotazione. All'interno la situazione era questa. È un po' un'attesa, però sono organizzati, mi sembra bene, insomma, è che con tanta gente è logico che i tempi sono lunghi. Ascolti, perché è venuta? Beh, perché io sono stata a contatto con una persona positiva. Mia madre, che ha 80 anni, per carità l'hanno fatta entrare subito, però dopo per l'esito è quasi 2 ore che stiamo aspettando e capisce che non è... Sì, insomma, di solito siccome ci vuole 20 minuti, mettici mezz'ora, vabbè, ma tutta questa... c'è qualcosa che non funziona. Prima 1 ora per la coda, più che altro abbiamo aspettato di più forse per
per il referto, invece i 20 minuti è stata più o meno 40 minuti. Attesa quindi per il risultato anche del test antigenico, con cittadini in coda, alcuni con la febbre. Io ho fatto anche in farmacia il tampone rapido, ti mandano il messaggino, paghi, ti mandano il messaggino, adesso si chiedono tutti i dati, il fascicolo sanitario lo uso abitualmente, poteva essere lì. Io ho la febbre, preferivo essere a casa, sono completamente congelata. Poi mi dicono che dopo devo fare il molecolare, quando la circolare dice che si può fare anche l'antigenico, mi dice ma non sappiamo se poi l'antigenico è valido, ma se c'è una circolare ministeriale che dice che si può fare l'antigenico per uscire da tutto, c'è veramente poca chiarezza. Perché mi hanno fatto aspettare un'ora lì fuori? C'è gente che ha la febbre, ci sono la metà positivi, c'è una bambina con 38,5 di febbre. Perché? Non lo so, esiste il digitale, a cosa serve? Usatelo. Intanto la situazione a Padova resta critica, quasi 21.000 i positivi, 1.183 i nuovi casi in 24 ore, 276 le persone ricoverate negli ospedali, 51 delle quali in terapia intensiva. Da Padova a Venezia, dove tenta di spegnere ogni polemica sulle immagini diventate virali di una piazza San Marco gremita a Capodanno, il comandante della polizia locale che parla di stupidaggini. Sostanzialmente all'ultimo dell'anno fino a mezzanotte meno 20 non c'era nessuno in piazza San Marco. La gran parte di persone che erano uscite da Palazzo Ducale, che è stato aperto fino alle 23. E quindi non c'era proprio assolutamente niente. Quindi quelle immagini non sono veritiere? No, sono veritiere di una situazione che si è creata tra le 23:45 e le 0:10. La gente che è arrivata in piazza, uscendo dalle mercerie, gran parte uscendo dalle mercerie, tant'è che le mercerie per un certo periodo sembrava un flusso di un fiume in piena, e sono arrivate alcune migliaia di persone in piazza contemporaneamente per farsi sostanzialmente gli auguri. Tanta la gente in piazza San Marco a Venezia la notte di Capodanno, è vero, tuttavia non si è trattato di assembramento se non per un effetto ottico di riprese fatte da vicino con il telefonino. Insomma, una stupidaggine, dice Serafico, il comandante della Polizia Locale di Venezia, Marco Agostini. Quella è una vera stupidaggine, nel senso che noi abbiamo le telecamere che fanno vedere tutto il contesto. Se uno si mette col telefonino in mezzo a 30 persone e lo fa girare, sembra che ci sia la folla infinita. Fatto sta che nessuna multa né sanzione è stata elevata semplicemente perché ne mancavano i presupposti. Tutti hanno rispettato le regole. Prosegue sempre Agostini, spegnendo così ogni tipo di polemica e bagarre sulla gestione dei flussi di arrivi per la notte del 2022. E si vede anche dai filmati che aveva la maschera. Non è mica vietato andare per la pubblica via, A Vicenza adesso per i funerali di Alessandro Mores, l'uomo di 48 anni Novax, deceduto al San Bortolo per aver rifiutato, dopo aver rifiutato di essere intubato, il giorno del ricordo, della commozione e non del giudizio. I figli per i quali lui era sempre disponibile per qualsiasi tipo di esigenza, favorendo le loro aspirazioni, le loro inclinazioni, forte nel superare qualsiasi difficoltà.
ma non abbastanza per combattere il Covid da solo. Ed è stato questa mattina nella chiesa dei Carmini di Vicenza il funerale di Alessandro Mores, 48enne Novax vicentino, morto per complicanze da Covid-19 martedì scorso all'ospedale San Bortolo dopo aver rifiutato di essere intubato. Nonostante le gravissime condizioni di Alessandro, non è servito l'appello sopraffatto da parte dei medici nel farsi curare, ma neppure quello disperato della famiglia. Vane infatti le lacrime del figlio maggiore durante un'ultima e straziante videochiamata, una storia dolorosa a cui oggi nessuno ha voluto accennare. Non l'ha fatto il parroco Don Mario Cristofori durante l'omelia e neppure chi ha parlato in suo ricordo. Anche se le nostre strade avevano da tempo preso percorsi diversi, quello che ci ha sempre tenuto uniti è l'amore per i nostri figli. Hai avuto la gioia di diventare di nuovo padre e i ragazzi all'interno di questa grande famiglia allargata hanno avuto l'amore incondizionato gli uni verso gli altri, senza divisioni, ma con la consapevolezza di essere tutti fratelli. Questo è stato grazie a te, alla tua immensa generosità, che mai ha fatto mancare la propria presenza, sempre, con costanza, rispetto e sacrificio. È con questo tuo insegnamento che andremo avanti. Ma andare avanti non sarà facile per nessuno, soprattutto per i 3 giovani figli uniti in una grande famiglia dall'amore per il padre Alessandro e vittime indirette di una scelta che ha lasciato un vuoto nel cuore di molti. Eri uno spirito libero, fiero e indomabile. Ti volevamo e ti vogliamo bene per questo. E tu eri sempre presente con il sorriso smagliante. Questa è l'immagine che vogliamo tenere con noi e portare dentro i nostri cuori. Rimaniamo a Vicenza per un fatto di cronaca. Massacrato di botte un conoscente la notte di Capodanno. È stato arrestato un 49enne vicentino oggi davanti al GIP, si è avvalso della facoltà di non rispondere e la vittima resta in rianimazione al San Bortolo. Lo ha massacrato di botte la notte di Capodanno. Tutto è successo poco prima delle 3 del 1 gennaio. La polizia è intervenuta nell'abitazione di un 49enne vicentino in stradella San Sigoli, già condannato per detenzione di stupefacente. All'interno dell'abitazione dell'uomo gli agenti hanno trovato in coma un 52enne di Vicenza che è stato immediatamente soccorso dal personale del SUEM e portato in rianimazione. Le attività di indagine hanno fatto emergere che le ferite sarebbero state causate dal 49enne che avrebbe colpito ripetutamente il ferito con calci e pugni, recandogli fratture ed emorragie a seguito di una discussione nata presumibilmente per futili motivi. Tra le piste seguite non si esclude quella legata allo spaccio di droga. Per le gravi ferite riportate dalla parte offesa, il 49enne è stato arrestato e portato in carcere con l'ipotesi di reato di lesioni gravi. Oggi davanti al GIP Matteo Mantovani l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ritorniamo nel Padovano, dove in una casa di Anguillara a Veneta è stata rinvenuta una vera e propria Santa Barbara. Le armi erano nascoste nella casa di famiglia in aperta campagna, in alcuni containers, quasi un arsenale, una mitragliatrice, un fucile a pompa, un revolver 3,57 Magnum, una pistola semiautomatica, una granata a mano con all'interno plastico ad alto potenziale, 226 proiettili di diverso calibro. A scoprirlo nel giorno di San Silvestro, i carabinieri di Abano Termine, un casolare di Anguillara Veneta di proprietà di Galliano Masiero, 66 anni, con precedenti per circonvenzione di incapace, e della figlia Manuela, 30 anni, incensurata. Per padre e figlia sono scattati gli arresti con l'accusa di detenzione illegale di armi e munizionamento da guerra e comune e per ricettazioni. Armi forse usate ad alla mala. Di sicuro il fucile a pompa e la pistola semiautomatica sono il frutto di un furto commesso lo scorso settembre nella casa di un commerciante di Correzzola. Ai due i carabinieri sono arrivati grazie a una soffiata che li ha portati alla perquisizione dell'abitazione. E ha trascorso le festività in carcere Walter Ognichini, il commerciante di carni di Legnaro, che sparò e ferì il ladro che era entrato in casa sua. La moglie Sara lo sente ogni giorno e ringrazia attraverso i nostri microfoni quanti sostengono la causa della loro famiglia attraverso la pagina Facebook. È stato un Capodanno molto amaro, perché comunque la nostra famiglia non era al completo, perciò ne abbiamo risentito.
Ha passato il suo primo Natale, il primo Capodanno in carcere a Venezia, Walter Onichini. La richiesta di grazia presentata al presidente Mattarella per ora è ferma. No, segnali non ne abbiamo ricevuti, anche perché di per sé non so bene come funzioni l'iter e quanto tempo ci voglia perché arrivi poi in mano effettivamente al presidente, quindi non abbiamo ancora idea se effettivamente sia già stata letta o non letta. Poi ci troviamo comunque in un momento un po' particolare perché sono gli ultimi mesi di mandato, quindi probabilmente passerà al prossimo. È pronto a inoltrare la richiesta di grazia anche il nuovo Presidente della Repubblica e continua a difendere il marito Sara Scolaro, che le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione, che lo scorso settembre ha portato in carcere il marito per aver ferito un ladro albanese appena entrato in casa sua per rubare, le ha lette, ma non tutte. Credo che Walter sia un po' un capro espiatorio, credo che sia un segnale che si vuole mandare. Ma allo stato dei fatti non possiamo più farci niente, ormai questa sentenza è passata in giudicato, perciò possiamo solo pensare ad altre cose adesso. Attorno al marito è cresciuto affetto, racconta Sara Scolaro, che vede crescere di giorno in giorno i sostenitori della pagina Facebook. Intanto i colloqui sono quotidiani, ma il Natale è stato difficile. Ci sentiamo tutti i giorni per 10 minuti perché con i bambini comunque ci è concesso sentirci. L'ho trovato molto un po' provato, un po' giù, perché ovviamente il periodo natalizio comunque amplifica molto la sensazione, no, di essere senza la famiglia, di una mancanza che si sente parecchio. Ecco, però sono passate anche queste feste. Per noi adesso la pubblicità, a fra poco. Di nuovo in diretta. Tiene banco anche a livello internazionale la proposta di dedicare lo stadio olimpico a Paolo Rossi. Oggi è arrivato un endorsement davvero importante. Non esiste essere contrari a Pablito, dobbiamo sostenere l'idea di intitolare lo stadio olimpico a Paolo Rossi. Nessuno come lui ha avuto questo impatto sugli italiani all'estero. A dirlo è il presidente della FIFA, Gianni Infantino, che si schiera a favore dell'intitolazione dello stadio olimpico di Roma a Paolo Rossi, campione del Mondiale 82 e vicentino di adozione. La proposta, partita dal parlamentare Pier Antonio Zanettin, trova sempre più consensi. Dopo che la settimana scorsa la Camera dei Deputati ha approvato un ordine del giorno con il quale impegnava il governo a valutare l'opportunità di intitolare a Paolo Rossi lo Stadio Olimpico di Roma, oggi a favore di tale proposta si pronuncia anche Gianni Infantino. A questo punto l'obiettivo, condiviso da tanti tifosi vicentini, di vedere intitolato lo Stadio Olimpico a Paolo Rossi appare decisamente a portata di mano. È tutto anche per questa sera, queste le belle novità sul fronte di questa importante dedica. Adesso per noi non ci sono aggiornamenti, ci sono le previsioni del tempo. Buon proseguimento di serata. Benvenuti al Meteo. Graduale indebolimento dell'anticiclone che permette così il transito di una perturbazione. Sarà mercoledì il giorno più instabile, ma già martedì avremo qualche avvisaglia. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica del 4 gennaio mostra un cielo decisamente coperto e nuvoloso, nebbie anche fitte sulle pianure e nelle valli alpine. Al mattino probabilità bassa di locali piovaschi, ma dal pomeriggio e soprattutto durante la sera e poi nella notte sarà possibile qualche occasionale pioggia sparsa. Temperature stazionarie sempre sopra la media del periodo, minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime comprese invece tra i 6 e gli 8 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui la giornata sarà piuttosto uggiosa, con tempo però molto variabile e con qualche precipitazione discontinua. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, massime sui 7 e 11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà generalmente asciutto, tuttavia il cielo sarà grigio con qualche schiarita più soleggiata nel pomeriggio. Temperature minime intorno allo 0, massime infine sui 10 gradi all'incirca.
Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.